contagio che arriverebbe dalla città ragusea. Dal 1493 i bandi delle zone infette diventano automatici. E è una data importante il 1423, perché viene fondato il Lazzaretto Vecchio. Lazzaretto è l'ospedale per allontanare gli appestati dalla città. È un'isola verso le bocche di porto, verso il mare che con l'acqua salata disinfetta e aiuta. Bisogna isolare lontano gli ammalati. C'erano altre istituzioni simili in Europa nel caso di epidemie, ma il Lazzaretto Vecchio ha il primato di essere la prima istituzione di questo genere stabile. Il nome è veneziano, ecco qua l'isola di Santa Maria di Nazareth, perché l'isola è quella di Santa Maria di Nazareth. Da Nazareth viene Lazzareto, per contaminazione con la vicina isola di San Lazzaro, dove abbiamo visto la scorsa volta che ricoveravano i lebbrosi. Lazzaretto è una parola squisitamente veneziana, che subito diventa una parola internazionale per indicare questi luoghi dove gli ammalati di peste venivano isolati lontano dalla città. Un altro provvedimento importantissimo è il rogo dei vestiti e degli oggetti appartenuti al morto, appartenuti agli appestati. Per capire la gravità di questa decisione dobbiamo dire che i vestiti non è come il dire in quono ante che non sapendo dove metterli e se all'armadio a 6 ante, no? Di cui 5 occupate da lei e una occupata da lui. Il vestito era una roba da ricchi. I poveri, ed erano il 95% della popolazione, avevano un unico vestito ed era preziosissimo, lo tenevano su anche di notte, pensave le pulci come che le girea fioi, te in pie il vestito, anche perché non lavavano e quindi la sporcizia e tutto faceva dilagare la peste. Il vestito era preziosissimo e quindi lo si riciclava al di là della morte del proprietario. Io ricordo negli anni 50, anche fino agli anni 60, nelle famiglie di campagna, i vestiti del morto venivano dati agli eredi, se desfea, se recuperea la stoffa, anche le scarpe le passea, troppo importanti, troppo costose per essere buttati via. Figuratevi nei secoli lontani da noi, il vestito veniva riciclato e col vestito gli indumenti, purtroppo, la peste continuava. Se vi ricordate un'altra pagina dei Promessi Sposi, quando Don Rodrigo è in preda alla peste sul letto, il Griso che torna con i monazzi per derubare il padrone e farlo portare al lazzaretto, nella foga di rubare afferra anche gli abiti del padrone per vedere se ha soldi in tasca e contrae così la peste e il Griso muore in osteria pochi giorni dopo. Un atto coraggioso quindi, i vestiti vanno distrutti, bruciati e questo comportava un sacrificio molto grande.